Amici, buonasera, benvenuti, siamo in Canal Grande, abbiamo appena superato l'H d'Oro dietro di noi. E con questo meraviglioso scenario, oggi diamo il benvenuto e siamo orgogliosi di dire che oggi monta in gondola con noi Sì, ed è proprio con noi. perché proprio- oggi per la prima volta abbiamo davvero l'ospite in gondola. Sì, proprio in carne e ossa, cioè in carne viva, come il professor Georg Ungisser. Mi si scusi se non l'ho pronunciato giusto, lo l'ha detto pronuncio lei. perfettamente. Oh. Buonasera Georg, Buonasera. benvenuto a Chi monta in gondola. E benvenuto anzi nel nostro salotto galleggiante. Oh. Noi abbiamo cominciato a darle del lei, possiamo darci del tu. Certo, certo. Oh, certamente. Allora, Georg, spieghiamo al pubblico a casa, tu ti occupi di... Io sono oceanografo e mi occupo di cambiamento climatico, mi occupo di previsione della marea, dell'acqua alta. Lavoro insieme al Comune di Venezia, ISPRA, per fare proprio i modelli per poter calcolare, per prevedere quello che succede. Non sempre siamo in grado, infatti il 12 novembre di 2019 purtroppo non è che abbiamo azzeccato troppo bene. Giusto. Comunque quello è il mio lavoro. Visto che quest'anno si festeggiano i 1600 anni di questa città, Ecco. beh, professore, secondo lei arriveremo a vivere altri 1600 anni in questa città? Chiediamoci, riusciamo a vivere ancora 100 anni? Ecco, casomai. Abbiamo visto che nel 2019-2020 abbiamo avuto queste acque alte eccezionali, 6 acque alte eccezionali, mentre nei primi 150 anni in cui abbiamo misure abbiamo avuto 18 acque alte eccezionali. Perciò vediamo che la frequenza di queste acque alte Infatti, aumenta. ricordando un po' il nostro discorso insieme, dice il Mose funziona, però già siamo andati oltre le previsioni di chiusura che erano state ipotizzate. Certo, anni fa. e andremo sempre di più oltre, diciamo, questa previsione. Se va avanti così il cambiamento climatico, noi dovremmo essere in grado di chiudere 300-400 volte all'anno, 300-400 una volta al giorno di Una media, volta al giorno. una volta al giorno di media. Ecco. Ci spiegate al tempo che ci sono delle questioni che sono relative alla città, di cui possiamo parlare e tutto sommato, volendo, possiamo anche decidere. Sì. L'innalzamento invece del livello del mare e il cambiamento climatico. Non possiamo farci niente se non tutti quanti insieme. Esatto. O agiamo come la popolazione mondiale o altrimenti non abbiamo chance. Bisogna decidere, vogliamo salvare Venezia o vogliamo salvare la laguna di Venezia? Esattamente, sì, Giusto? sì. Ok. La laguna di Venezia è bellissima, è stupenda, ma non è l'unica laguna. Venezia è l'unica, non c'è un'altra Venezia in giro. Allora, secondo me, bisogna salvare Venezia. Allora, a questo punto abbiamo due possibilità: o rialziamo Venezia, e questo è possibile, come l'abbiamo fatta abbassare, Sì. estraendo dell'acqua, noi possiamo anche immettere dell'acqua e rialzarla fino a 30, 35, 40 centimetri. Ecco, questa cosa che sembra passare via velocemente di prendere e alzare Venezia, in realtà Georg ce l'ha spiegata bene Sì. sul fatto di come fare delle infiltrazioni di acqua ad un livello molto profondo. Molto profondo, in Si maniera pompa, che si pompa acqua salata. continuamente si pompa acqua salata e così si riesce a rialzare. Insomma, comunque la seconda soluzione sarebbe quella, ahimè, E a questo punto che cosa ci rimane? Il Mose non ce la può più fare, non può più farcela, e a quel punto bisogna pensare a chiudere. Scusa, avete sentito bene? Prego. La seconda bomba che lanciamo è la possibilità di chiudere la laguna. Questa qua è un passaggio che facciamo a ogni ospite, è la barchetta dei sogni. Ok. Sì. E allora quello che ti chiediamo, Georg, ecco che ricordiamo qua, Georg, ecco, il tuo sogno in qualche modo legato a Venezia, cioè come ti piacerebbe pensare Venezia nel futuro, come ti piacerebbe che fosse fra un tot di anni, ecco. Sì, di mantenere al massimo ancora la laguna com'è, chiaramente dopo a un certo punto magari se dobbiamo fare questo passo facciamolo, ma facciamolo insieme. Ok. Facciamolo. E allora, questo è il sogno di Georg e noi lo affidiamo all'acqua come faceva il Doge nel giorno dell'assenza, in una sorta di sposalizio col mare. Ecco Georg.
Buon, Ah, ottimo. Guarda allora- che ha galleggiato, Hai continua a galleggiato. galleggiare, non è affondata. adesso facciamo un piccolo test di venezianità. Sì. Vabbè, perché allora siamo diciamo al bar a fare l'aperitivo. Esatto. Vabbè. E allora ti portano questi pezzettini snack. Allora vediamo un po'. Allora, ci sono le olive, Che in veneziano si dice olive, olive. poi ci sono le patatine, Che in veneziano si dice patatine. e poi ci sono... I bagigi. No! me le mangio. Grande, Questo, grande. cari amici, per dire che Georg è più veneziano di noi altri, altro che... Allora, noi ti ringraziamo, Georg, e ti salutiamo. Sì. Ciao, Ciao, Georg. Georg. Ciao Fioi. Grande. Oh, grandissimo, Grande. grandissimo. La Allora. puntata finisce qui. Noi stiamo quasi per rientrare in Canal Grande dopo questo bellissimo giro tra i Rii di Venezia. E noi vi aspettiamo per la prossima puntata, sempre qui da Venezia, per scoprire insieme Chi monta in gondola? Ciao! Ciao.